Buongiorno, buona domenica, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ben ritrovati rigorosamente in diretta. Come sempre torna l'informazione della prima parte della giornata di Antenna 3. Allora in apertura subito alla notizia tragica che ci porta ad Abano Terme, siamo nel Padovano perché nella notte c'è stato un tremendo incidente stradale con un'auto che è finita all'interno di un canale di scolo e un giovanissimo è deceduto e ci sono altri 5 ragazzi feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti, siamo lungo la direttissima per Abano Terme per quest'auto che vedete rovesciata nel canale di scolo a bordo strada. Sono arrivati da Padova con 2 squadre, tra cui anche un autogru per mettere in sicurezza l'auto e soccorrere uno dei giovani che era stato sbalzato fuori dall'auto, incastrato tra un albero e il corso d'acqua. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte del ragazzo. Le altre persone all'interno dell'auto sono uscite seppur ferite con le loro gambe, quindi autonomamente dalla macchina. Sono state subito assistite dai sanitari del SUEM arrivati sul posto con più ambulanze e successivamente trasferite all'ospedale. La polizia stradale e quella locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un paio d'ore. La foto scioccante dell'auto finita rovesciata all'interno del canale di scolo, la morte di un giovane ragazzo di cui ancora non siamo in grado di darvi l'identità, ma forse ce la faremo nel corso di questa edizione del telegiornale. La cronaca che ci porta poi sul Fadalto, siamo nel comune di Vittorio Veneto. Ieri pomeriggio c'è stato un altro incidente, grave incidente stradale. Un giovane motociclista stava procedendo lungo la statale di Alemagna, a nord del Lago Morto, è rimasto ferito dopo lo schianto contro un'automobile il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. L'incidente ieri alle 6:15 con l'immediata richiesta di soccorso. Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito molto serie. È all'ospedale di Treviso, ma soprattutto è caccia al pirata della strada. Sono in corso indagini serrate da parte degli agenti di polizia, indagini di cui è stata anche informata la sindaca di Vittorio Veneto Mirella Bagliana, proprio per rintracciare la macchina che avrebbe travolto il giovane per poi fuggire. Dunque è caccia al pirata della strada. E poi la cronaca ci porta a Monastier, in azione ancora una volta i ladri. Purtroppo la Marca trevigiana è davvero colpita in questi ultimi mesi da queste forme di criminalità, tantissime incursioni in casa, tentati furti o furti, tantissime le denunce. Questa volta siamo a Monastier. Via Barbarana a Monastier, una strada di grande passaggio, diverse case circondate dai campi, luogo ideale per i ladri per entrare in azione trovando facili vie di fuga. Giovedì sera è qui che i malviventi hanno colpito in un'abitazione su 2 livelli, salendo direttamente al primo piano dove abita il figlio del proprietario, spesso fuori per lavoro. Dopo aver forzato 2 porte e aver messo tutto a soqquadro sono fuggiti con alcuni oggetti in oro, a raccontare quanto accaduto un vicino. Mi ha detto lui che sono entrati, hanno rovistato tutto, hanno fatto danni anche là e poi hanno rovesciato il tutto, fango sporco, hanno portato dentro di tutto. Anche Italo Dussin quella sera stessa è stato a sua volta vittima di un tentativo di furto. Lui e la moglie erano al piano terra quando i ladri hanno tentato di entrare al secondo piano passando attraverso la finestra della camera. Mi hanno rotto persiana, infisso, col levarino per sfondare, ma non sono riuscito a sfondare. Le ho appena cambiate da 2 mesi. I serramenti sono tutti nuovi da 2 mesi, quindi là non so quanti. La coppia non si è accorta di nulla, solo l'indomani si è resa conto del rischio corso. Avete rischiato di trovarveli Di fronte, esatto. Che sensazione si prova? Sensazione, ancora adesso è una brutta sensazione, perché cos'hai? Non hai niente, non sai chi sono, cosa fanno. Ci si sente insicuri anche a casa? Insicuri. Non so che reazione avrei avuto, però cosa vuoi fare? Ormai è andata. Ora resta la paura e un pensiero fisso. Siccome è tentato, il mio pensiero è facile che in un secondo momento ritornino. Riesci a dormire con questo pensiero? Non tanto, poche ore alla notte.
Il giorno dopo la chiusura delle indagini, la conferma dell'ipotesi di corruzione, parla il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Parliamo dell'inchiesta Palude, apriamo una pagina giudiziaria importantissima per la nostra regione. Sentite che cosa ha detto il sindaco Luigi Brugnaro. Io non ho fatto niente, insisto su questo, sono innocente, pensa cosa sono, comunque di là auguro a tutti, davvero a tutti, anche i peggiori, che non vi trovate in questa situazione, che non vi troviate mai. Il giorno dopo la chiusura delle indagini e la conferma dell'ipotesi di corruzione, il sindaco di Venezia al contrattacco, accuse ingiuste e infamanti. Non mi arrendo, sono innocente, ve lo giuro, dice, specificando altresì: martedì finalmente vedrò quali sono le prove che portano a queste accuse. Ve lo giuro, cioè, credetemi sul cuore, è un dolore talmente grande che faccio fatica, è che sono forte, la mia fiducia, la mia fede, io sono davvero fiducioso sulla magistratura. Ma l'opposizione in coro si riunisce al grido di dimissioni. Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, in attesa di capire quale sarà l'iter giudiziario, ribadisce come Venezia non possa permettersi un'amministrazione il cui vertice sarà inevitabilmente concentrato sulla propria difesa legale anziché sulle reali esigenze della città. I cittadini meritano trasparenza, responsabilità e un governo pienamente dedicato al bene comune, così testualmente nella nota inviata alla nostra redazione. Luana Zanella, veneziana, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, chiede il sindaco Brugnaro faccia un passo indietro, lasci la sua carica, non può proseguire, dice, mentre pendono accuse di corruzione. Michele Boato, consigliere di Alleanza Bene Comune, dal presidio ai piedi del municipio di Mestre, incalza. Siamo qui perché ricordiamo a Brugnaro che deve dare le dimissioni, che non possiamo avere un comune, un'amministrazione non solo indagata ma a questo punto rinviata a giudizio, quindi vuol dire che i giudici per 6 mesi, anzi 8 mesi ultimamente, ma anche prima, hanno valutato tutte le prove. Allora avete sentito dunque l'inchiesta Palude, ma adesso torniamo nel Trevigiano per parlare di altri temi, perché sapete che c'è il referendum tra il 15 di aprile e il 15 di giugno, si andrà a votare per referendum sul lavoro e sulla cittadinanza. Un paese, il nostro, che sta andando verso il referendum, ma anche un paese, e vi cito gli ultimi dati dell'ultima indagine, secondo il quale un dipendente su 4 ha un lavoro povero. E poi è uscita un'altra indagine che dice, che parla del caro casa, ad un operaio servono 11,6 anni di stipendio, dunque di lavoro, per acquistare una casa. Di questo e molto altro parliamo con il primo ospite che ci ha raggiunto, Mauro Visentino, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Ha visto quante cose abbiamo messo sul piatto? Da cosa partiamo? Io partirei dal lavoro povero, perché è uno dei vostri davvero punti su cui da sempre avete insistito, cioè questo paese che come dire, cerca lavoro, cerca lavoratori, ma continua a partorire lavoratori poveri. 1 su 4 è tanto. Sì, anche fosse 1 su 5, anche fosse 1 su 10, comunque tanto, nel senso che il tema del lavoro povero è un tema che sempre di più sta aggredendo la nostra società, nel senso che soprattutto i giovani si ritrovano a dover lavorare però non poter progettare il futuro. E noi pensiamo che bisogna ripartire e dalla contrattazione, ma anche da regole nuove che rimettano al centro il lavoro. Purtroppo negli ultimi 20 anni ci sono state una serie di norme, ce le hanno raccontate come innovazione, come necessità di incontrare il mercato, eccetera. Probabilmente il mercato sarà anche stato incontrato, ma i lavoratori hanno, come dire, ci hanno rimesso, e allora bisogna rimettere al centro alcune questioni che riportino il lavoro al centro proprio del progetto di vita di ognuno di noi. Che cosa in questi anni ha fatto perdere le speranze a questi lavoratori che restano poveri? Adesso, al di là del fatto che tra l'altro abbiamo subito negli ultimi anni un'inflazione senza precedenti e gli stipendi non sono stati
adeguati. Quindi partiamo da qui, ma quali sono le norme che voi contestate e che hanno distrutto il lavoro, così come lo considerate voi? Noi pensiamo che ad esempio continuare a insistere sulla precarietà del lavoro, sulla non stabilizzazione dei lavoratori, sulla non fidelizzazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sul voler comunque grattare sempre il barile dalla parte del costo del lavoro, non ha portato né come dire, beneficio per i lavoratori, ma stiamo vedendo neanche per le aziende, perché adesso si ritrovano senza competenze, si ritrovano senza come dire, persone che si identificano nel ruolo e nel lavoro, nell'azienda in cui operano, e chiaramente questo sta indebolendo un po' tutta quanta la struttura della produzione e del lavoro in genere nel nostro territorio. Ma se il lavoro all'estero è pagato di più, però non dipende solo dalla contrattazione, dipende anche da quanto il governo, come dire, detassi le buste paga piuttosto che aiuti le aziende, perché noi non reggiamo la concorrenza con gli altri paesi? Perché molto spesso si è distribuito a pioggia, molto spesso lo si è fatto in maniera indiscriminata e non si è avuto un'idea, soprattutto qua nel nostro territorio, un territorio che è manifatturiero per storia, per tradizione, eccetera, non si è avuto un'idea sulla prospettiva, su che tipo di realtà si volesse costruire nel nostro territorio. Manca una politica industriale, manca un'idea del territorio, manca un'idea di cosa fare. Ci si è affidati molto spesso al mercato e alle bolle come dire, del mercato, e che adesso in battuta qua si è tradotto molto spesso in bollicine, che però non possono essere il futuro di questa realtà storica. Quali sono i lavori che rendono più poveri? No? Senz'altro il lavoro nei servizi, senz'altro il lavoro nel terziario, nel turismo, nella ristorazione. Ecco, sono tutte realtà che non hanno una struttura economica della busta paga come dire, a livello di altre realtà. Penso ad esempio dell'industria, penso ad esempio del settore del metalmeccanico piuttosto della chimica, eccetera, e là dove si è costruito anche la storia e l'economia di questo territorio. Dove si vuole costruire bisogna anche investire. Se non si investe, se si vuole soltanto cogliere l'attimo, ovviamente si fa poca strada, cioè si mangia subito, come dire, l'opportunità, ma non si costruisce un futuro. Allora andiamo a vedere, ci sono delle immagini che abbiamo preparato dello sciopero dei metalmeccanici a Treviso, piazza delle Istituzioni, anche qui, no? Cioè è stato preparato un broglio, no? Con tutte le richieste del comparto, lì c'eravate tutti i sindacati uniti, ed è stato un braccio di ferro con Federmeccanica. Anche qui qual è il problema, Mauro? Ci aiuti a capire perché non si trova un accordo? Il problema è che si vuole ancora una volta far ricadere le difficoltà che ci sono, perché ovviamente ci sono delle difficoltà legate anche a temi geopolitici, come dire, i conflitti in Europa e fuori dall'Europa non è che aiutino molto. Il costo dell'energia determinato da questi conflitti è come dire, una variabile importante, però non è l'unica, e però non è come si dice, ancora una volta provando a mantenere le trincee sulla situazione attuale, non è questa la soluzione. Noi pensiamo che innanzitutto vada pensata una stagione di investimenti, una stagione di, come dire, di sviluppo anche legate alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale, eccetera, che deve essere a servizio di tutti, e soprattutto che vada fatta una redistribuzione di quanto come dire, si costruisce e di quanto si
porta a casa dentro alle realtà produttive, ma anche fuori dalle realtà produttive. Ti piace la proposta di legge, quella sulla partecipazione dei lavoratori al capitale? No, perché non risponde alle necessità dei lavoratori in questo momento, nel senso che la partecipazione è prevista dalla Costituzione, dovrebbe essere in qualche maniera come dire, fatta dall'inizio nel coinvolgimento anche nella gestione dell'organizzazione del lavoro, ma non è come dire in questo momento la priorità. La priorità in questo momento invece è quella di rinnovare i contratti, è quella di non promettere se entri e se partecipi forse domani redistribuiamo. Oggi vanno rinnovati i contratti e vanno allineati al costo della vita. Questa è la prima priorità, dopo discutiamo anche del resto. Cosa è successo con il contratto degli infermieri? Che anche lì c'è stato un rinnovo bloccato. Là è successo che non c'è stato un accordo tra le sigle. E quando come dire, il sindacato va in ordine sparso, ovviamente si indeboliscono i lavoratori e non si portano a casa i risultati. È successo che alcuni sindacati hanno accettato una chiusura del contratto con un aumento della paga che era molto inferiore al costo della vita e all'inflazione. Questo vuol dire accettare un abbassamento tecnico delle buste paga e del potere di acquisto dei lavoratori. Se lo si fa nel pubblico, nel settore della sanità, dopodiché a caduta va anche nel privato, e invece noi abbiamo molti contratti aperti, ne abbiamo chiusi molti con il recupero inflattivo e pertanto riallineando le buste paga al costo della vita, e non possiamo permetterci, per fare un favore al governo che ha voluto invece come dire, mettere risorse da qualche altra parte, abbassare la paga ai lavoratori. Quindi lei dice abbiamo anche voluto un po' dare un segnale, no? non accettando questo compromesso. No? Allora la CGIL non scende a compromessi. No, noi i compromessi li facciamo, ma quando sono, come dire, utili anche ai lavoratori, quando sono soltanto delle sanzioni messe nelle buste paga e non si dà neanche una prospettiva ai lavoratori, è ovvio che noi non possiamo accettare queste cose. Veniamo al referendum, lo raccontiamo un po' ai telespettatori, di che cosa si tratta? Noi abbiamo raccolto nella primavera scorsa e anche nell'estate passata le firme su 5 referendum, 4 legati al lavoro e 1 legato all'autonomia differenziata. Abbiamo appoggiato, ma non abbiamo raccolto le firme, anche perché questo referendum, quello sulla cittadinanza, che è il 6º referendum che è stato esaminato dalla Corte Costituzionale, ha avuto una storia particolare, nel senso che nel giro di 2 o 3 settimane sono state raccolte 500.000 firme online in maniera del tutto straordinaria, alla quale, come dire, noi abbiamo aderito, non abbiamo raccolto le firme, però abbiamo aderito alla proposta del referendum e sosterremo i 5 referendum che la Consulta ha ammesso. Come sappiamo, quello sull'autonomia differenziata è stato cassato, sì, e pertanto sono rimasti 4 referendum legati al lavoro proposti alla CGIL, uno per il ripristino dell'articolo 18, lo chiamiamo così, ovvero sia la possibilità di essere riammessi al lavoro qualora licenziati in maniera ingiustificata nelle aziende sopra i 15 dipendenti, ripristinando una legge che già c'era. Un altro referendum è quello di rimettere nelle mani della contrattazione nelle aziende sotto i 15 dipendenti quei lavoratori che vengono licenziati ingiustificatamente, per cui non avendo un tariffario già predefinito, ma dentro una contrattazione vera e propria in base anche alla tipologia di azienda.
l'azienda, perché un conto è se è un'azienda agricola, un conto è se è un'oreficeria, voglio dire, ci sono come dire, situazioni diverse. L'altro referendum è quello che a me come dire, interessa moltissimo, e alla CGIL come dire, interessa moltissimo, perché è quello che ripristina la responsabilità in solido nella filiera degli appalti e dei subappalti rispetto agli incidenti, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ovvero sia non si può scaricare sull'ultimo anello magari quell'aziendina piccola che ha preso l'appalto in maniera anche strozzata e scagionando invece la stazione appaltante o la ditta grossa che appalta i lavori alle aziende piccole, mantenendo magari il grosso del guadagno. E pertanto noi chiediamo che venga ripristinata, purtroppo sì, noi chiediamo che venga ripristinata invece la responsabilità in solido fino ad arrivare ai veri responsabili, anche qua scardinando un po' quanto è successo nell'arco degli ultimi 20 anni, dove si è modificata la legge sugli appalti, determinando la possibilità di, come dire, di abbassare il costo del lavoro, sfruttando di fatto i lavoratori e anche le imprese che si prestano e che molte volte non sono come dire, capaci di divincolarsi da questo tipo di soluzione. Quanto questa realtà che lei sta raccontando come dire, sta in Veneto? Moltissimo, è presente in quasi tutti i settori, dal settore pubblico, dove ci sono gli appalti e i subappalti alle varie cooperative e varie realtà appunto che lavorano per il pubblico, ma nell'industria, penso al meccanico piuttosto che ad altre realtà, nell'edilizia come nella logistica, penso alle società come dire, che fanno trasporto e lavorano per Amazon piuttosto che per altre realtà, che sono tutte quante ditte e dittarelle in subappalto. L'ultimo referendum è quello legato alla precarietà. Di fatto noi chiediamo che vengano ripristinate le causali per quanto riguarda i lavori a tempo determinato, ovvero che non si possa mantenere all'infinito i lavoratori assunti a tempo determinato e per questo motivo molto spesso ricattabili, e per questo motivo non c'è già un limite? No. Non esiste. Ci sono dei limiti che sono stati ampliati moltissimo anche da questo ultimo governo. Ora, alcuni referendum non sono afferenti a scelte di questo governo, certo. Penso alla questione al Job Act, alla questione dell'articolo 18, però alcuni come dire, referendum sono legati a questo governo. In ultima c'è il referendum sulla cittadinanza. Anche qua noi pensiamo che riconoscere la cittadinanza a cittadini che sono qua, che lavorano e che studiano e che abitano qua da 5 anni, dopo 5 anni sia, come dire, un senso di civiltà e non un senso di far penare le persone, e se qualcuno ha qualche dubbio basta che si faccia un giro un giorno qualsiasi della settimana davanti alla questura di Treviso e veda cosa sta succedendo per i rinnovi di permessi di soggiorno piuttosto che delle cittadinanze e qual è l'umiliazione che ricevono queste persone. Per cui noi pensiamo che sia un passo di civiltà e un passo di libertà per i cittadini, e anche qua il referendum è una opportunità che i cittadini hanno di non demandare le scelte ai politici, alla politica, eccetera, però di contare in prima persona, perché ovviamente quando uno va a votare e vota il referendum, sceglie lui se gli va bene una cosa o se non gli va bene, e pertanto è rimettere in pista, rimettere nelle mani dei cittadini le scelte
dando cittadinanza appunto a tutti i cittadini che hanno diritto di voto. In questo senso voi state facendo una campagna, no? E avete anche chiesto al governo che la data stabilita per la firma, per andare a votare per il referendum, non sia una data, come dire, di quelle, non so, periodo estivo, piuttosto che, certo. insomma, perché anche questo, no? L'obiettivo è portare la gente comunque a votare. Pensiamo che uno dei, come dire, dei mali endemici della nostra società sia quello appunto della disaffezione al voto. Il voto è stata una conquista ed è stato come dire, un passaggio di civiltà e di democrazia, e noi pensiamo che non possa essere marginalizzata o declassata a semplice fatica o come dire, noia e disattenzione. No, il voto, e soprattutto il voto referendario, è quell'arma che i cittadini hanno in mano per come dire, dare delle indicazioni anche alla politica. Voi avete chiesto anche di fare un'adeguata campagna informativa, no? Perché si può votare solo se si è informati. Esatto, noi pensiamo che la democrazia vada praticata soprattutto dalle istituzioni, e pertanto pensiamo che ci debba essere una adeguata informazione e che vada indicata e trovata una data per le elezioni. Noi abbiamo anche proposto che vengano accorpate alle elezioni che saranno fatte qua in primavera per quanto riguarda le amministrative. Uno per la questione dei costi, due per la questione della partecipazione e dell'informazione. Noi crediamo che sia un'occasione anche per le istituzioni per rimettere al centro il valore della democrazia e il valore del voto. Un passaggio sul referendum che di fatto vorrebbe abolire il Jobs Act, no? Quanti danni ha fatto secondo lei questo Jobs Act? Sono sotto gli occhi di tutti. Non è che i lavoratori dopo questa legge siano come dire, stati meglio, non è che abbiano migliorato né le proprie condizioni nei luoghi di lavoro, e non è migliorata neanche la condizione economica dei lavoratori, e voglio dire non è migliorata neanche la condizione delle aziende, perché, ripeto, lo dicevo anche prima, ampliare la precarietà di fatto porta anche alla disaffezione, porta a quell'ondata di grandi dimissioni che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni, dove i lavoratori giustamente se ne vanno da una parte all'altra proprio perché sono contesi dal mercato, però questo non, come dire, non crea una modalità positiva di costruzione anche in prospettiva come dire, del territorio e delle aziende del territorio. Mette un po' tutti quanti in fibrillazione e un po' tutti quanti in maniera, come dire, precaria, anche le aziende. Noi crediamo che invece ci debbano essere come dire, delle regole che mettano tranquilli sia i lavoratori che le aziende, e soprattutto che si superino quelle situazioni di angoscia e di difficoltà che si creano nei luoghi di lavoro, soprattutto nei giovani, soprattutto nelle persone che si avvicinano al mondo del lavoro e che non sanno mai qual è il loro futuro e che non possono neanche programmare il loro futuro rispetto a una situazione di estrema precarietà. In ultima battuta, Mauro Visentin, che cosa rende così difficile il dialogo? Noi abbiamo visto lo strappo totale con Federmeccanica e Metalmeccanici, lo strappo anche nei confronti del governo, una buona divisione anche tra di voi, tra i sindacati, insomma l'abbiamo vista. Che cosa rende così difficile? Secondo lei è più difficile il dialogo con questo governo? Questo governo non ha mai voluto incontrarci per discutere, assolutamente, ci ha in qualche maniera comunicato, come l'ultima legge di bilancio che ha fatto a giochi fatti, quali erano le decisioni e bisognava prenderne atto. Noi vorremmo invece provare a ragionare e a discutere, anche perché siamo portatori di interesse di qualche decina di milioni di lavoratori nel Paese, e pertanto, come dire, ci piacerebbe avere qualche voce in capitolo.
Questa si chiama concertazione. Noi l'abbiamo accettata ancora nel 92, però se non è praticabile la concertazione, per quanto ci riguarda c'è un altro come dire, percorso, che è quello della rivendicazione e quello della, come dire, del confronto anche aspro politico. Ovviamente noi non saremo mai quelli che abbassano la testa e si accodano a nessun tipo di regola, nessun tipo di governo che non ci vede come dire, d'accordo. Non lo abbiamo fatto con il centro-sinistra, non lo abbiamo fatto con Renzi, non lo abbiamo fatto con i governi tecnici e non lo facciamo neanche con i governi di destra, ovviamente. Quando saremo d'accordo lo diciamo e quando invece non siamo d'accordo non abbiamo paura di dirlo e di rivendicarlo. Allora, referendum, quando uscirà la data ovviamente anche noi come giornalisti ci faremo portatori di dare le dovute informazioni ai cittadini, ai telespettatori, l'occasione di democrazia, no? Il fatto di poter dare voce a tutti quanti e nello specifico insomma i temi sono molto interessanti, soprattutto quello sulla cittadinanza in una fase storica come questa. È chiaro che sì, perché noi abbiamo bisogno, anche con il calo demografico, abbiamo bisogno di cittadini che rimangano qua e che si sentano partecipi e che si sentano protagonisti nella politica e nell'economia del nostro territorio. Grazie Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso, grazie per essere stato con noi, dunque per averci raccontato un pochino più nel dettaglio i referendum per i quali saremo chiamati a dare la nostra partecipazione. Prima di andare in pubblicità, il servizio sul crack Veneto Banca, perché scendono di nuovo in campo i risparmiatori pronti a costituirsi parte civile anche nell'oramai imminente processo per la bancarotta fraudolenta aggravata. Andiamo a vedere il servizio. Per quanto riguarda i singoli azionisti o obbligazionisti della ormai deceduta Veneto Banca, possono far valere i loro diritti personali e quindi in specie per esempio il mancato investimento, il mancato disinvestimento e la perdita di fiducia nel sistema. Questo significa soltanto una cosa, ovvero che i risparmiatori truffati nel crack Veneto Banca tenteranno di costituirsi parte civile anche nel nuovo filone d'inchiesta che riguarda la bancarotta fraudolenta aggravata, per cui la Procura della Repubblica di Treviso ha avanzato 10 richieste di rinvio a giudizio con i nomi altisonanti dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli e dell'ex presidente Flavio Trinca. Insomma, la partita dei risarcimenti non è affatto chiusa, ma soprattutto i risparmiatori sembrano non fidarsi dei soggetti liquidatori che, secondo una prima indicazione della Procura, potrebbero essere gli unici legittimati a costituirsi parte civile, salvo poi interfacciarsi in un secondo momento con i creditori. Luigi Fadalti, che da anni rappresenta buona parte dei truffati, spiega la genesi di questo terzo filone giudiziario. La contestazione del reato fallimentare dipende dalla dichiarazione dello stato di insolvenza pronunziata ormai quasi 8 anni addietro al Tribunale di Treviso. Quella dichiarazione pervenne su richiesta del procuratore della Repubblica, da me e dai miei assistiti sollecitato. In quell'occasione i commissari giudiziali si opposero, e questo è motivo di riflessione, alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Prima però dell'udienza preliminare per la bancarotta resta da definire la posizione della società che all'epoca del crack si occupava della revisione dei conti, la PwC, per cui il processo è pendente in Cassazione. A fine febbraio le nuove udienze. Le costituzioni di parte civile sono circa 8.000, considerando che sono ciascuna per una persona, ma potrebbe essere anche per una famiglia. Sono altrettanti i danneggiati che hanno ritenuto di esercitare l'azione civile. Voglio ricordare che gli azionisti di Veneto Banca erano circa 80.000. Quindi 8.000 sembrano tantissimi, ma potrebbero essere solo la classica punta dell'iceberg. Assolutamente sì. Andiamo in pubblicità tra poco con Prima Edizione. Ben ritrovati, ancora buona domenica, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Continuiamo con le notizie in apertura alla cronaca. Avete visto c'è stato un tremendo incidente stradale ad Abano Terme nel Padovano, è deceduto un giovane di 20 anni e 5 sono feriti, portati all'ospedale di Padova. La loro auto capottata è finita in un canale di Scolo. Davvero un tragico incidente. E poi c'è la caccia al pirata della strada che avrebbe travolto un 14enne ieri pomeriggio sul
Fadalto nel comune di Vittorio Veneto. Andiamo avanti, dopo aver parlato di referendum con Mauro Visentin, CGIL Treviso, apriamo un'altra pagina legata in qualche modo alle segnalazioni dei cittadini, che cosa sta accadendo, e possiamo farlo con la nostra Maria Grazia Cangemi dell'ufficio legale di Adico. Maria Grazia, buongiorno e grazie per averci raggiunto. Buongiorno a tutti, grazie a te per l'invito. Segnalazioni dei cittadini perché è stato un anno davvero molto complesso dal punto di vista delle truffe, ma anche dal punto di vista delle bollette pazze, le tante denunce che abbiamo ricevuto anche noi qui ad Antenna 3. Ma proprio per aprire il capitolo truffe vi facciamo vedere prima il servizio realizzato ieri all'interno del nostro telegiornale, che va a raccontare l'ennesima truffa online che coinvolge l'INPS con email in cui si invita a riscuotere un rimborso comunicando dati personali e bancari. Dunque arriva la mail e dice: hai un rimborso da parte dell'INPS. Evidentemente è un messaggio che fa gola e quindi la gente clicca. Andiamo a vedere il servizio, poi partendo da qui vediamo un po' di esplorare insieme con Maria Grazia Cangemi la galassia delle ultime truffe che sono in commercio. L'istituto non scrive messaggi di questo tipo e non lo fa mai per chiedere coordinate bancarie, tantomeno codici di accesso. Se si ricevono delle comunicazioni da parte dell'istituto e in qualche modo possono sembrare verosimili, c'è la sede, si va in sede e si verifica il contenuto con un operatore della sede o tramite contact center. False email dell'INPS indirizzate ai ignari cittadini, il più delle volte pensionati, che promettendo un rimborso di 715 euro su tasse o contributi versati nel 2022 induce i malcapitati a inserire dati personali e bancari. In diretta su Antenna 3 il direttore generale vicario dell'INPS, Antonio Pone, commenta la nuova truffa online che si serve proprio del logo dell'Istituto di Previdenza, di cui si stanno moltiplicando le segnalazioni in Veneto e per la quale Confartigianato ha diffuso in queste ore una nota per mettere in guardia associati e non dall'ennesimo raggiro. Intanto si vede subito, ma ovviamente non lo può cogliere il cittadino comune, che utilizzano un logo e dei caratteri che non sono corrispondenti a quelli dell'istituto. E poi quando si fanno questo tipo di comunicazioni si cerca sempre di portare il cittadino a condividere le informazioni relative al proprio conto corrente e in particolare i codici di accesso. Quindi la cautela che si raccomanda in questi casi è di avere molta prudenza. L'INPS non è il solo ente di cui viene usato in maniera fraudolenta il nome per truffare e derubare i cittadini. Di certo è uno dei più sfruttati dai malintenzionati, trattando per la natura stessa del servizio che eroga dati sensibili della popolazione, tanto da avere nel proprio portale istituzionale una pagina dedicata in maniera specifica a questo fenomeno. C'è un espandersi di questo tipo di fenomeni, l'istituto riceve via via le segnalazioni e le gira la polizia postale, con cui c'è un rapporto di collaborazione consolidato. Sono comunicazioni che non hanno nessun tipo di collegamento con l'istituto e che sono solo finalizzate ad avere i vostri dati bancari. Allora, i dati bancari che fanno gola. Maria Grazia, come è andato questo 2024 dal punto di vista delle truffe? Proviamo a fare una panoramica di quelle che fanno più gola ai malintenzionati. Allora, assolutamente possiamo partire dal report della Polizia Postale del 2024. Il 21 dicembre la Polizia Postale ci ha fatto un resoconto di come è andato il 2024. Per quanto riguarda il Veneto sappiamo che sono state denunciate per crimini finanziari online 190 persone. Dal punto di vista invece nazionale sappiamo che il phishing, quindi l'adescamento con dei metodi telematici, continua ad essere una delle principali minacce, tanto che appunto si segnala un aumento di segnalazioni, quindi siamo a 23.896 segnalazioni acquisite dalla Polizia Postale, quindi un 28,9% delle complessive segnalazioni. Rispetto all'anno precedente abbiamo un aumento del 15%, quindi è un dato importante, e si registra un aumento del 32% delle somme sottratte, quindi vuol dire che rispetto all'anno precedente le somme sottratte iniziano ad essere un po' più consistenti. Queste somme poi si riescono a riavere indietro, che succede? Cioè una volta che si cade in errore e nel tranello, poi
è finita? Che cosa succede? Voi come riuscite a lavorare come Adico? Allora, innanzitutto si manda una lettera di diffida all'istituto di credito. Allora, facciamo magari un passo indietro. Innanzitutto è fondamentale denunciare, quindi recarsi alla polizia postale della propria zona. Se non vi è la disponibilità, va benissimo un commissariato piuttosto che una caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Dopodiché, con la denuncia tra le mani, si va al proprio istituto di credito e si fa il disconoscimento delle operazioni. Da lì partono una serie di indagini interne della banca per cercare di comprendere dove queste somme realmente siano andate a finire. Le possibilità di recuperare gli importi in questa fase sono veramente minime, perché poi insomma vengono girate a dei conti correnti e da lì poi vengono smistate nuovamente su altri conti, quindi lì è praticamente impossibile recuperarli. Dopodiché, all'esito della verifica da parte della banca, noi procediamo con un ricorso davanti all'arbitro bancario e finanziario, chiedendo alla nostra banca di sollevarci da una responsabilità, perché appunto si è caduti in questo tranello. Diciamo che lì poi le pronunce sono molto variegate, abbiamo delle pronunce in cui i correntisti vengono sollevati al 50%, quindi insomma riusciamo a rientrare di alcune somme. Per le altre posizioni invece, se viene rilevata l'unica responsabilità, quella del correntista, chiamiamolo così, allora lì l'arbitro non può fare altro che pronunciarsi negativamente nei confronti del correntista e sollevare completamente la banca. Ci raccontava, sempre stando ovviamente nel privato, che a cadere in truffe di questo tipo sono anche persone, come dire, insospettabili, no? Addirittura anche direttori di banca, amministratori di banca. Ci racconta? Assolutamente sì. Circa un anno fa si è recato presso la nostra associazione un direttore di una banca intesa, il quale appunto ha denunciato la truffa dell'SMS, quindi lui ha ricevuto nella chat della banca proprio si va a inserire nell'ultimo messaggio ricevuto un messaggio col quale si invita a cliccare ad un link. Si è cliccato un link, si apre una pagina che per forma e per colori è esattamente quella dell'istituto di credito, e lì, entrando nel proprio internet banking, i malfattori hanno carpito ovviamente tutte le credenziali e da lì in poi hanno iniziato a movimentare il conto e ha dovuto poi fare i conti, scusate il gioco di parole, con un ammanco di circa 100.000 euro. Come fa a caderci anche un direttore di banca? Vuol dire che davvero come dire, sono subdoli questi truffatori? Assolutamente sì, partiamo dal presupposto che il messaggio si va a inserire proprio nella chat della banca, quindi non arriva su un numero estraneo che magari appunto lì ci farebbe venire il dubbio, ma proprio si va a inserire a seguito di tutti gli altri messaggi che la banca mi ha inviato. Dopodiché il passaggio successivo a volte è essere contattati direttamente dal numero verde della banca, quindi lì le difese vengono meno fondamentalmente. Ma com'è possibile, Maria Grazia, che ci sia stato un boom di queste truffe negli ultimi anni? È proprio perché è così difficile poi andare a scoprire i truffatori e quindi hanno vita facile loro? Cioè, perché questo boom? Cosa sta succedendo? Diciamo che ormai tutti viviamo con un cellulare fra le mani, quindi ovviamente la possibilità di adescare è molto più alta. Il problema, possiamo anche sottolineare, un problema di analfabetizzazione digitale, quindi se io do uno strumento come uno smartphone ad un soggetto che non è in grado di utilizzarlo, è ovvio che lì i malfattori hanno vita facile. Ok, quindi è ovvio che in questo senso si aumenta la possibilità di essere vittime di truffe. Se poi ci mettiamo per esempio un problema che è attuale riguarda la chiusura degli uffici postali, stiamo seguendo diverse persone anziane che hanno dovuto acquistare uno smartphone ma non hanno minimamente idea di come
funzioni proprio per far fronte a queste chiusure di uffici postali, quindi non potranno più recarsi all'ufficio postale per fare un bonifico o piuttosto che controllare il proprio estratto conto, ma dovranno farlo attraverso l'app. Quindi è ovvio che se do uno strumento del genere a una persona che non sa utilizzarlo, dice facile preda dei truffatori, quindi truffe che stanno esplodendo anche perché poi di fatto forse non è così semplice andare a trovare i colpevoli. No? Lei ci parla di 23.000 segnalazioni, sono davvero tante. Possiamo immaginare che ci sia così tanta gente in giro che vive facendo questo? Assolutamente sì, sappiamo, perché comunque noi seguiamo tutta quella che è la parte civilistica, ma nel momento in cui viene fatta una denuncia è ovvio che dal punto di vista penale le indagini vanno avanti. Sicuramente vengono anche trovati i malfattori, vengono individuati e vengono anche rinviati a giudizio. Quindi, ma sappiamo che per recuperare gli importi quella strada per noi non è percorribile, perché chissà poi questi importi dove vanno a finire. E sicuramente invece gli importi delle bollette pazze sappiamo, voi sapete bene dove vanno a finire. Questo è un altro tema, perché come Adico vi state occupando tantissimo di questo. Maria Grazia, lei ci ha raccontato prima che nel vostro ufficio c'è una sorta di muro del pianto dove sono attaccate tutte le bollette e sono tutti grattacapi che state gestendo. Anche qui qual è il problema? Cosa sta succedendo e come tutelare i risparmiatori? Sì, per noi il 2024 è stato l'annus horribilis, perché appunto abbiamo ricevuto all'incirca 500-600 persone che si sono rivolte a noi perché hanno riscontrato una differenza di importi sulle loro bollette. All'inizio non riuscivamo ben a capire come mai si passasse da un importo di 0,40 centesimi al metro cubo a 2,50 €, 2,98 € al metro cubo, quindi una materia prima ha un costo fuori dal normale. Abbiamo presto poi capito che fondamentalmente si trattava della scadenza dell'offerta applicata al contratto con l'applicazione di una nuova offerta. Il problema si è inserito proprio lì, perché moltissime persone non hanno ricevuto la comunicazione con la quale il gestore rendeva dedotto il consumatore di questo cambio di offerta. Quindi ci siamo ritrovati alla prima bolletta del periodo invernale con importi folli, cioè stiamo parlando di bollette da 3-4 mila euro ad un pensionato, quindi insomma capisci bene che strumenti aveva il pensionato in caso per tutelarsi se fosse venuto a conoscenza di questo cambio di offerta? Cioè qual era la strada che gli si sarebbe prospettata davanti? Se avesse ritualmente ricevuto questa comunicazione avrebbe avuto 3 mesi di tempo per poter trovare un'offerta migliorativa e nel caso cambiare anche fornitore. Proprio la nostra contestazione è rivolta in questo senso, quindi se io avessi ricevuto questa comunicazione avrei sicuramente cambiato fornitore. Bisogna anche contestare che chi ha ricevuto questa comunicazione non è stato in grado di comprenderla, semplicemente perché la persona non sa effettivamente quanto sta pagando al metro cubo. Quindi se tu mi dici sto pagando 0,40 e te lo porto a 2,50 € è ovvio che di primo impatto dico no, non mi è conveniente. Chiaro. Invece nella comunicazione tu mi dici sostanzialmente che dal 1° di febbraio pagherò 2,50 € senza appunto mettermi nelle condizioni di poter comprendere quale sia la differenza. In questo caso quindi noi abbiamo provveduto a contestare al gestore l'assenza della comunicazione. In molti casi siamo molto contenti perché siamo riusciti a risolverla positivamente, perché effettivamente abbiamo riscontrato che fra la comunicazione che il gestore dice di aver inviato e che comunque ci manda una minima prova
è l'attivazione. Quindi è nell'aria questa comunicazione, dov'è finita? Allora, loro dicono di averla inviata a mezzo ufficio postale, ci mandano anche per alcuni uno screenshot dove dicono di averla affidata al servizio postale. Per alcuni invece è stata inviata a mezzo mail, però sta di fatto che non si è ricevuto né uno né l'altro. Lì proprio è da contestare un vuoto normativo. Noi cioè è da anni che diciamo che questa tipologia di comunicazione deve essere inviata con raccomandata o ricevuta di ritorno, cioè deve essere un atto recettizio, quindi tu gestore devi essere messo in grado di sapere se io effettivamente sono stato messa a conoscenza di quello che stai facendo. Tutto questo non esiste e continua a non esistere perché con la nuova delibera di ARERA, che quindi è partita dal 1° gennaio 2025, non è stato neppure menzionata questa possibilità di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Si parla semplicemente di supporti durevoli, che vuol dire tutto, ma non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Quindi noi abbiamo sostanzialmente dei consumatori che non vengono avvisati tempestivamente o qualora siano avvisati non hanno la possibilità di intervenire, no, nei cambiamenti in corsa, nelle decisioni. E allora vengono da voi. A questo punto della situazione esiste una legge che consente, adesso al di là della vostra proposta, comunque anche ai gestori di non fare il balletto delle offerte, delle cifre? Cioè esiste la possibilità che vi siano delle cifre quando qualcuno firma che possano restare tali? Cioè possiamo davvero immaginare come consumatori di dover affilare le unghie e dover vivere in questo modo, soprattutto quando si tratta di forniture quotidiane? Non esiste. Non esiste. Io sottoscrivo un contratto, il contratto ha tempo indeterminato, quindi vuol dire io posso rimanere all'interno di quel rapporto contrattuale ad eterno. Il problema è che all'interno del contratto vengono appoggiate delle offerte. Queste offerte hanno delle scadenze. Esatto. Ma questo io lo so prima di firmare il contratto? In teoria sì. Il problema è che spesso e volentieri quello che mi viene riferito dal call center poi non trova il supporto sul contratto. Appunto per questo e per fortuna, ecco, in questo caso è intervenuta l'autorità garante con la nuova delibera che dispone la responsabilità anche dei gestori e non solo delle società di telemarketing. Perché ovviamente si tratta di enti completamente diversi. Assolutamente. No? Loro appaltano tutto il servizio di caccia dei clienti però insomma non hanno poi le responsabilità a monte di... È stato così fino al 31 di dicembre. Per fortuna adesso dal 1° di gennaio le cose sono un po' cambiate, quindi nel momento in cui io dovessi riscontrare un contratto non richiesto andrò a fare una denuncia con la quale appunto vado a disconoscere il contratto e diventeranno responsabili non solo la società del telemarketing, ma anche la società che ha poi fondamentalmente acquisito il mio POD e il mio PDR. Che livello di consapevolezza voi riscontrate tra i cittadini, tra la gente, rispetto a queste cose, a questi meccanismi? È una selva selvaggia, è molto difficile anche perché giornalmente si viene letteralmente tempestati da chiamate sul cellulare, quindi le proposte sono le più assurde e chi non ha gli strumenti è ovvio che diventa una facile preda. Per esempio ultimamente riscontriamo anche una, possiamo dire, chiamarla truffa, dello sportello del consumatore, che comunque è l'entità preposta da ARERA, che contatta i clienti dicendo che ha delle proposte migliorative, quindi di fare un contratto con uno piuttosto che con un altro gestore. Nulla di più falso, lo sportello del consumatore non contatta, non è preposto a fare delle offerte commerciali, quindi appunto diffidate. Questa è una nuova truffa che state riscontrando? Assolutamente sì, noi poi per esempio come associazione abbiamo sottoscritto una convenzione con una società di vendita di luce e gas, riscontriamo tantissime
richieste di aiuto di persone che dicono di ricevere una comunicazione da parte di Adico che informa il cliente che questa convenzione non è più attiva. Quindi anche noi stiamo diventando vittime di questa truffa. Quindi non si sa più che inventare, forse la truffa dell'INPS è quasi una truffa, una delle più vecchie, no? Possiamo immaginare che adesso... Assolutamente sì, con più avanti si va, più si perfeziona, più diventa anche difficile. Abbiamo quelle dell'INPS, ma abbiamo anche quelle dell'Agenzia delle Entrate, quindi stesso modus operandi, la mail o l'SMS col quale si invita a cliccare per E così succede però che diventiamo tutti diffidenti, no? Perché abbiamo anche visto persone non rispondere al telefono perché no, è una truffa, no? Quando non conoscono il numero di telefono, quando a volte invece magari sono servizi importanti come l'azienda sanitaria. Ecco, che consiglio dare allora alle persone? Come muoversi in questo limbo tra necessità di essere un po' diffidenti per autotutelarsi e bisogno anche insomma di vivere all'interno di una società? Assolutamente, è ormai molto difficile riuscire a capire il veritiero dalla truffa. Sicuramente il primo consiglio che si dà è quello di iscriversi al registro delle opposizioni, anche se vediamo che comunque è sì un servizio offerto dall'autorità garante, ma che sicuramente dovrebbe essere oggetto di perfezionamenti. Sicuramente installare sul proprio cellulare un'app che filtra le chiamate. Spesso e volentieri queste app si appoggiano insomma a Google e riescono in tempo reale a identificare una chiamata spam o meno, quindi sicuramente Quindi qualche strumento per tutelarsi c'è? Assolutamente sì. Poi sicuramente rispondere alla chiamata anche se il numero non si conosce, e nel momento in cui iniziano a chiedere dei dati oppure di aderire telefonicamente con una registrazione telefonica, oppure ecco adesso con la firma digitale bisogna porre attenzione anche a questa cosa. Se si riceve un SMS con un OTP, ecco, non fornire nessun OTP perché stai firmando digitalmente, quindi loro avranno un contratto sottoscritto con firma digitale e poi sarà onere della parte riuscire a risalire con chi ho sottoscritto il contratto per eventualmente riuscire ad esercitare il diritto di ripensamento. In tanti anni insomma di professionalità, di lavoro, lei è un avvocato, Maria Grazia, l'aveva mai visto un exploit del genere, la chiamata giungla, e direi che davvero il termine si addice perfettamente, no? Con questa grande rivoluzione digitale che in qualche modo ci costringe a tutelarci, a difenderci. Riscontriamo anno dopo anno un aumento, quindi questo è veramente una cosa su cui soffermarci. Dopo il Covid c'è stato veramente una corsa, correre ai ripari per trovare delle soluzioni digitali, per trovare la soluzione che non implichi un contatto, ma dall'altra parte abbiamo trascurato tutte quelle persone che o non sono in grado o non hanno gli strumenti o non sanno proprio utilizzarli. Quindi basta pensare per esempio all'avvio dell'autenticazione digitale. Quindi ci siamo trovati persone che devono andare a riscuotere la pensione, hanno bisogno dello SPID ma non hanno una mail a cui appoggiare lo SPID, quindi è tutto un concatenarsi di situazioni che per loro diventa difficile e impraticabile. Grazie Maria Grazia per la sua chiarezza, insomma anche per aver provato a disegnare insieme questa fotografia di quello che sta accadendo e insomma speriamo di avervi dato qualche strumento in più per difendervi e tutelarvi. Sicuramente quello di non fornire dati personali, tantomeno credenziali sia di mail che ovviamente di accessi bancari, perché nessuno ve le chiederà mai per telefono o via mail, insomma almeno su questo potete starne certi. Grazie Maria Grazia Cangemi dell'ufficio
legale di Adico. Grazie davvero per essere stata con noi in questa domenica. Truffe tante, una insomma banale, quella per riuscire ad ottenere la patente. Guardate che cosa ha scoperto la Polizia Locale di Treviso. Di Polizia Locale di Treviso interviene presso la motorizzazione per intercettare un candidato che con mezzi fraudolenti tentava di superare l'esame di guida. Apparecchiature audio, video, ricetrasmittenti per ricevere suggerimenti per passare il quiz della patente, nascoste così bene che per rimuovere gli auricolari è stato necessario ricorrere al pronto soccorso. Una donna nigeriana di 43 anni è stata denunciata dalla Polizia Locale di Treviso per tentata truffa. È stato lo stesso personale della motorizzazione civile a chiedere l'intervento dei vigili, avendo notato da parte dell'esaminanda un atteggiamento sospetto. Gli agenti hanno scoperto il trucco sotto i vestiti della 43enne, una telecamera fissata al braccio col nastro adesivo, collegata a un trasmettitore occultato sotto la felpa e una batteria tra i capelli. E come detto, un auricolare nell'orecchio inserito talmente in profondità da aver bisogno dei medici per estrarlo. Il materiale è stato sequestrato e la donna denunciata. Non si tratta peraltro di un caso isolato. Lo scorso anno la Polizia Locale aveva effettuato almeno 10 interventi analoghi. Garantire questi interventi immediati presso la motorizzazione significa anche garantire la sicurezza stradale. Basti solo immaginare le conseguenze molto pericolose di permettere a persone che superano l'esame con mezzi truffaldini che potrebbero guidare veicoli anche pesanti, mettendo in pericolo se stessi e anche gli altri. Allora ancora grazie a Maria Grazia Cangemi di Adico e noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. C'era una volta un gelataio che era molto felice del suo lavoro. Aveva molti clienti e il suo gelato era il migliore della città. L'unica cosa che al gelataio non andava bene era che alla sera buttava molta spazzatura. Il signore dei rifiuti si lamentava e quindi il gelataio decise di risolvere questo problema. Pensò a come fare per ridurre i rifiuti e gli venne un'idea fantastica. Cominciò a creare il suo progetto, dei cucchiai e delle coppette fatte di biscotto. Fece una prova con un suo amico e, sorprendentemente, l'amico rimase stupito e felice. Iniziò a vendere il gelato ai clienti e ne vendeva sempre di più. Così iniziò a osservare che la spazzatura era notevolmente diminuita. Ovviamente il signore della spazzatura era sorpreso e felice. Assaggiò il suo prezioso gelato e si accorse che era molto buono con questa nuova versione. Allora eccoci, ben ritrovati. Avete visto, ci sono gli alcuni, quindi il simbolo degli alcuni, e poi ci sono gli artigiani di Treviso, Confartigianato Imprese Treviso, marca trevigiana. E allora siamo in compagnia del presidente Loris Bagliana. Presidente, cosa abbiamo visto? Sono dei cartoni animati realizzati dai ragazzi nello specifico? Sì, sono realizzati, sono pensati, immaginati e scritti dai ragazzi e poi con la collaborazione degli alcuni che li hanno poi sviluppati dal punto di vista dell'animazione. Quindi il lavoro operativo è fatto dai maestri nostri degli alcuni, ma la creatività è tutta farina, come si suol dire, del sacco dei ragazzi. Allora, questo è un progetto, no? Ci siamo divertiti in qualche modo a partire e quindi ricominciare questa prima edizione facendovi vedere queste immagini molto divertenti, molto carine, ma di fatto sottendono anche delle idee importanti, dei valori importanti. Perché come Confartigianato Imprese Treviso avete scelto di comunicare in questo modo con i ragazzi, di coinvolgerli in questo modo con il vostro lavoro? Le motivazioni sono due. Innanzitutto quello di dialogare con le giovanissime generazioni raccontando che l'artigianato ha un forte valore di creatività al suo interno e quindi può essere molto interessante, ecco, da immaginare come carriera futura. Ma mi viene da pensare che la motivazione principale è per riportare a casa una creatività fresca, genuina,
che i ragazzi sanno immaginare, ecco, su prodotti, su qualsiasi prodotto, che è proprio la caratteristica dell'artigiano. Uno dei filmati che non abbiamo visto parla anche della sicurezza all'interno del negozio, all'interno della famiglia, con dei bicchierini di vetro, quindi hanno avuto anche la capacità di leggere, oltre al prodotto, leggere anche che bisogna stare attenti nell'ambiente di lavoro, nell'ambiente familiare, per non farsi male, ecco. Allora, questi cartoni li trovate, no, sul sito di Confartigianato Imprese Treviso, quindi insomma se siete incuriositi sapete che i cartoni animati di artigiani, del progetto Artigiani Animati, sono a disposizione. Il secondo ospite che ci ha raggiunto in studio, Domenico Baldasso. Buongiorno. Domenico, presidente della comunità ICT di Confartigianato Imprese Treviso. Lei era a fianco del presidente nella presentazione, siete stati a Castelfranco se non sbaglio, l'ultima tappa del progetto. Anche per raccontare in qualche modo ai ragazzi, attraverso queste grandi innovazioni digitali, quali sono i rischi in cui possono incorrere. Le chiedo prima di tutto che livello di consapevolezza ha trovato nei ragazzi rispetto a quanto oggi, insomma, il digitale sta coinvolgendo e travolgendo, trasformando anche le nuove professioni. Lei li ha trovati consapevoli? Allora, diciamo che quello che vediamo nei ragazzi è una grande immersione all'interno magari del social o dello strumento che utilizzano, quindi non c'è, diciamo, una consapevolezza poi di quello che sta intorno, di come è strutturato e di quelli che poi possono essere anche i pericoli che questo tipo di oggetto anche di servizio sottende. Quindi far vedere un altro aspetto, un altro punto di vista, allargare la prospettiva sia ai ragazzi ma anche ai docenti per aumentare questa consapevolezza è un esercizio utile. Noi lo facciamo tra l'altro tramite degli hacker, quindi l'esperienza, l'interfaccia, diciamo, non sono dei docenti, non sono delle persone comuni, sono dei professionisti dell'hacking che in maniera anche abbastanza, diciamo, impattante ed emotivamente coinvolgente vanno a far vedere che cosa può accadere, quindi andiamo ad hackerare i device, andiamo a far vedere dei profili fake, diamo anche la percezione di quello che può essere, adesso che comincia ad andare, lo si sente anche appunto nei notiziari, lo si sente spesso, anche la clonazione della voce, quindi far dire a delle persone delle cose che assolutamente non vengono da loro stessi. È quello che ricorderete è accaduto al ministro della difesa Crosetto, la sua voce è stata clonata, quindi varie telefonate, anche insomma personalità importanti, di imprenditori importanti che poi di fatto hanno avuto delle conseguenze. Ragazzi che oggi vivono insomma con una propria personalità digitale, una propria identità digitale, raccontare loro quanto e come facilmente possa essere rubata, trasformata, modificata, truccata questa identità digitale è importante. Come si fa a rubare questa identità? Ci sono molti modi, quello che noi continuiamo a ripetere è che va verificato e va tenuto sotto controllo ogni profilo, perché oggi l'hacking non è più manifesto, cioè non è che qualcuno compare il teschio, compare l'alert e via dicendo. Oggi c'è l'hacking, sostanzialmente vive di furto di informazioni e rendendo inconsapevole la persona che ha subito il furto, quindi non lo sa, il 90% di chi ha subito hacking, siano aziende o privati cittadini, non lo sa. Non lo sa. E per quanto riguarda per esempio la voce, è sufficiente avere 2 messaggi vocali, circa in 60-120 secondi di messaggi vocali o di registrazioni di video su YouTube, sono più che sufficienti per poter creare un bot che poi parla e dice cose con la stessa identica voce. Ci sono strumenti più o meno sofisticati, ma anche l'intonazione, quello che si dice, è estremamente affine alla realtà, è molto difficilmente distinguibile. E attenzione ai messaggi vocali, oggi viviamo di messaggi vocali. Esattamente sì, questa è un'altra componente, ovviamente dipende da chi li si manda, poi non deve diventare terrorismo e non deve andare a rendere impossibile la nostra vita, che comunque ha a che fare con il digitale, però sicuramente evitare di farlo con sconosciuti, con numeri con cui non si ha confidenza, non si sa bene chi ci sia dall'altra parte. Ecco. Presidente, perché la scelta come categoria di puntare molto su questo aspetto, cioè di educare, no, alla nuova transizione digitale di cui anche gli artigiani hanno fame? Sappiamo che le aziende si stanno digitalizzando, ma forse le aziende artigiane sono un po' in ritardo. Non è semplice perché bisogna fare investimenti e non ci sono tantissimi incentivi, ma perché insistete molto su questo? Il motivo lei lo ha in qualche modo anticipato. Gli artigiani
sembrano in ritardo, non sono in ritardo, sembrano in ritardo perché hanno bisogno di molta tecnologia e le nostre sono delle piccole imprese, quindi è molto difficile avere al proprio interno dei responsabili dell'informazione. E quindi bisogna prestare tutte le attenzioni che sono necessarie e quindi bisogna dialogare con gli artigiani per prepararli e aiutarli a difendersi. Oggi è davvero molto difficile. Come cambia il lavoro artigiano grazie alle tecnologie, grazie alla digitalizzazione? Cioè, quali grandi vantaggi che forse ancora non si sono visti, perché molto spesso le evoluzioni vengono viste come una spesa, no? Però dietro questa spesa ci sono delle grandi opportunità. Proviamo a descriverle sinteticamente. Allora, diciamo che gli artigiani oggi si confrontano, hanno dei grandi vantaggi sotto alcuni aspetti e pagano ovviamente gli scotti di un'evoluzione dei tempi. Oggi c'è un grandissimo processo di accentramento, quindi moltissime aziende vengono fuse all'interno di realtà più grandi e quindi riescono a esprimere un'efficienza di un certo livello, danno certi tipi di garanzie, danno un certo tipo di informazioni ai loro interlocutori. L'artigiano che tipicamente lavora molto, parliamo anche al di là di quello che lavora nell'ambito del servizio, quindi direttamente presso utenti privati, ci sono anche tantissimi artigiani che lavorano conto terzi per conto di grandi realtà. Queste realtà oggi hanno bisogno di informazioni, hanno bisogno di certezze nelle consegne, hanno bisogno di tutta una serie di certificazioni e hanno bisogno anche di un certo tipo di immagine, di approccio al lavoro. È molto difficile oggi, non solo per gli artigiani, per tutti, assumere personale perché c'è molta carenza, c'è molta difficoltà e è anche necessaria anche lì una awareness nell'ambito per poter assumere, la brand awareness per poter essere attrattivi verso persone. Quindi molte tecnologie come l'intelligenza artificiale aiutano a compensare questo gap, perciò permettono per esempio di aumentare anche la parte di immagine, quindi anche la parte di preventivazione, la qualità, il valore che si trasferisce nel lavoro che viene svolto e quindi quello che noi sappiamo benissimo, gli artigiani magari hanno una certa attenzione a tutta una serie di dettagli, hanno una precisione, una cura, deve essere trasferito perché poi queste informazioni devono essere prese in mano da una grande filiera di responsabili che vanno poi effettivamente a leggere su dei documenti, non c'è più il rapporto uno a uno che vigeva prima e quindi è importante un'operazione di immagine. In questo le tecnologie aiutano moltissimo, non è mai necessario per forza avere una responsabile del marketing, ma facendosi aiutare da strumenti oggi molto diffusi di AI si può fare questo, anche in ambito di contrattualistica, quindi se ho necessità di analizzare contratti, di vedere, di verificare, mi posso fare aiutare da questi strumenti, nonché in pianificazione e organizzazione della produzione a livelli molto semplici. Altri tipi di tecnologie possono aiutare, quindi non mi serve una persona o 2 persone o 3 persone impiegati classici che stanno lì a controllare ogni singolo passaggio, ma mi posso aiutare con degli strumenti e quindi avere sotto controllo e fornire anche l'informazione all'esterno, perché oggi fornirla, essere trasparente verso il mio fornitore, il mio cliente, è un aspetto estremamente importante. È assolutamente importante. Balliana, l'artigianato 4.0 è qua, ci siamo arrivati, siamo proprio nel cuore dell'artigianato 4.0. Come siamo messi nella marca trevigiana? A me sembra che siamo messi molto bene, perché abbiamo cominciato molti anni fa a lavorare in questo senso e quindi a condividere con gli artigiani il concetto dell'automazione prima e poi dell'innovazione e dell'informazione. Però uno dei filmati, dei famosi filmati, aveva proprio questo concetto all'interno, che era quello dell'intelligenza artificiale, quindi era stato chiesto ai ragazzi come rappresentarla e loro hanno rappresentato un artigiano che costruiva un cuore di legno e poi è stato chiesto all'intelligenza artificiale di fare altrettanto. L'intelligenza artificiale non è riuscita. Qual era la simbologia che volevano trasmettere i ragazzi? Forse ce l'abbiamo, vediamo i ragazzi se intanto in regia riescono a trovare il cartone, perché anche noi li abbiamo salvati. Intanto prego. L'intelligenza artificiale non riusciva a costruire il cuore. La rappresentazione che volevano esprimere i ragazzi era quella che il sentimento, l'empatia è molto difficile costruirla con l'intelligenza artificiale. Quindi è verissimo, l'intelligenza artificiale deve aiutare a fare tutte le cose che uno stupido è in grado di fare. Che efficientano, diciamo, dei processi, soprattutto dove bisogna inserire creatività, arte, consapevolezza, lì ancora una volta ci vuole e ci vorrà ancora per molti anni l'uomo. Eccolo qui, Balliana, guardiamo proprio un estratto.
E lo fa ancora meglio. Giovanni allora si supera e fa una casetta di legno. L'intelligenza artificiale allora prende spunto dall'artigiano e crea un grattacielo ancora più bello. Giovanni allora crea un cuoricino di legno, decidendo di non arrendersi. L'intelligenza artificiale non riesce a fare il cuore perché non sa che cos'è, in quanto non prova amore. Giovanni allora abbellì la sua bottega e cominciò a usare solo legno da silvicoltura sostenibile. L'artigiano cominciò a consegnare migliaia di cuori fatti con amore. Giovanni donò una parte del guadagno in beneficenza, così che anche altre persone potessero prendere. Allora, l'artigiano, no, completamente inserito nel territorio, inserito nella società, stiamo vedendo una situazione piuttosto critica, no? Avete denunciato quanto i dazi potrebbero pesare soprattutto per l'export, per il lavoro artigiano, piuttosto che la grande crisi del manifatturiero. Come state lavorando oggi come artigiani, Presidente, nella Marca Trevigiana per tenere duro, se così si può dire, cioè per tenere saldi i grandi valori dell'artigianato della Marca? Beh, questo lo fanno gli artigiani da sempre, cioè la capacità che hanno, e l'abbiamo già detto qualche giorno fa, la capacità che hanno di resistere, ecco, alle situazioni difficili del mercato. Quello che viene fatto dall'associazione, quindi in primis Confartigianato, è quello di mantenere una squadra visibile. E la visibilità è quella che consente di dire al mercato: guardate che qui ci sono migliaia di piccole imprese che sono in grado di soddisfare anche le situazioni nuove che stanno arrivando rispetto alle nuove esigenze di mercato. Ecco, la grande impresa ha tutti i vantaggi, è stato detto prima, quindi ha i vantaggi della tecnologia e di anticipare forse la conoscenza. Le piccole imprese hanno la capacità di cambiare e di sostenere l'impresa nei momenti in cui ci sono difficoltà. È vero, noi oggi il mercato sta dando qualche punto di difficoltà al lavoro conto terzi, perché difficoltà che ci sono a livello globale pesano e si scaricano poi fino alla fine della filiera. Ecco, ma la convinzione di quello che noi sentiamo dagli artigiani è che sono più disponibili e sono più capaci a sostenere questo periodo. Le situazioni di difficoltà si possono sostenere e si possono superare solo con il cambiamento e l'innovazione, e qui l'artigiano lo sa perfettamente. E probabilmente, no, restando uniti, no, anche come identità artigiana, che è un po' quello che caratterizza il nostro Veneto. Noi abbiamo anche realizzato un servizio che racconta la storia di Varisco, sapete essere un artigiano molto noto sul territorio, che ha denunciato il fatto di essere senza eredi. E qui c'è un po' il tema del passaggio generazionale che state lanciando da diverso tempo. Andiamo a vedere insieme questo servizio, poi lo commentiamo. Io dico solo ai giovani di provare qualsiasi tipo di situazione, di opportunità che venga data. Questa potrebbe essere un'opportunità, quindi di provare, non dico a sporcarsi le mani perché non ci si sporca le mani, ma di provare una possibile arte che possa essere insegnata, in questo caso da me. Usa il suo inconfondibile stile comunicativo Marco Varisco per attrarre giovani nella sua bottega vetraia. Perché è sempre più difficile, per non dire impossibile, trovare nuove leve che ereditino i saperi del lavoro artigiano. E quello dell'incisione su vetro è tra i più impegnativi, ma nello stesso tempo affascinanti. Basta guardare come queste mani quasi abbraccino il vaso e come il movimento lieve e sicuro permetta alla molla d'acqua di cambiare per sempre la superficie trasparente. Piccole incisioni che da singole sembrano insignificanti, ma che insieme diventano un galeone maestoso con il leone di San Marco. Gesti naturali di un talento plasmato nel tempo. All'inizio non è stato facile, nel senso che avendo iniziato molto giovane, le preoccupazioni, i problemi ovviamente erano esponenziali perché non si aveva l'esperienza. Ma la capacità, la dedizione e il tempo dedicato hanno
plasmato la mia formazione, che era praticamente una questione di manualità, di pratica. Un'arte che Marco vorrebbe tramandare non a parole, ma come ha fatto suo padre e il padre di suo padre, guidando giovani mani tra vetro e acqua. Lui che, dando forma a ciò che gli ispira l'anima, si ritiene quasi un predestinato. Sono stato molto fortunato. I genitori, i nonni mi hanno dato la possibilità intanto di comunicarmi un lavoro, un'arte, ma me l'hanno comunicato con semplicità, facilità, e me l'hanno reso come un divertimento. Quindi per me non è questo è lavorare, ma è una passione che cerco di comunicare, e di comunicare appunto anche per poter far capire che tutti abbiamo la possibilità anche di avere un'opportunità senza saperlo. Per questo Marco apre la sua bottega a tutti i giovani che vorranno cercare in quest'arte il proprio talento. L'unica strada in fondo per non parlare di lavoro ma di passione. Un'occasione da cogliere per poi non vivere il rimpianto. E quindi ai giovani la proposta che tu fai è: venite a sporcarvi le mani qua per imparare se vivere di rimorsi o di rimpianti. Certo che sì, io direi anzi venite a divertirvi. Bagliana, telegrafico, perché abbiamo Lucio Zanato, venite a divertirvi, no? Il lavoro artigiano è anche questo, c'è bisogno di comunicare anche che è passione e divertimento. Io sottolineo in pieno quello che stai dicendo. Quindi vi ritrovate insomma in queste parole assolutamente sì. di Marco Varisco. Allora vediamo se c'è collegato il nostro Lucio Zanato, collegamento in diretta dal Fadalto, eccolo là, con la sindaca di Vittorio Veneto. Buongiorno Lucio, ti vediamo. Eccoti. Buongiorno Anna, buongiorno ai tuoi ospiti e soprattutto ai telespettatori di Antenna 3. Sono con il sindaco Mirella Bagliana qui davanti al municipio perché ci sono importanti novità sia per quanto riguarda il caso dell'incidente di ieri, sia però anche un appello per una persona scomparsa. Allora cominciamo con il primo: che novità ci sono per l'incidente di ieri? Allora, le novità di questa mattina è che la persona che è stata forse autrice dell'incidente si è costituita, si è presentata alla caserma dei Carabinieri, e quindi questo secondo me è positivo. Si è reso conto forse che ieri di aver commesso un grave reato non fermandosi a prestare i soccorsi rispetto a questo incidente, però stamattina si è presentata. Poi scopriremo magari di più nel corso della giornata. Invece l'altro appello che lei lancia, visto che ci sono i pompieri, c'è la protezione civile, insomma siete tutti mobilitati qui a Vittorio Veneto, per chi? Sì, dalle notizie che abbiamo da mercoledì sera, praticamente tra mercoledì e giovedì c'è stata questa segnalazione di questa persona che è scomparsa, questa signora, una 56enne residente qui a Vittorio Veneto nella zona di Meschio, e ha lasciato la sua abitazione e si è attivata la macchina delle ricerche fin da ieri mattina, e quindi la stiamo ricercando su tutto il territorio del Vittoriese, ma non solo. Quindi l'appello che facciamo, che magari se ha preso qualche mezzo pubblico o il treno si possa essere anche allontanata dalla città, e quindi se qualcuno ha qualche notizia, ecco, si metta in contatto con la caserma dei Carabinieri di Vittorio Veneto. Ecco, possiamo avere qualche notizia in più sulla persona, come era vestita? Sì. Allora, dalle segnalazioni che abbiamo avuto sembra che la persona si sia allontanata da casa con un giaccone, una giacca a vento lunga e con delle scarpe, non so se ciabatte o scarpe. Comunque la persona ha anche un po' di problemi a livello così di salute, quindi la nostra teoria è che non si sia allontanata tantissimo a piedi dalla sua abitazione, però tutte le ipotesi sono aperte. Quindi attenzione soprattutto nella zona Meschio e poi su verso magari la zona costa e quant'altro, per una persona che può avere un giaccone lungo. Sappiamo il colore? Sì, è scuro. Ecco, un giaccone lungo, probabilmente con ciabatte ai piedi, magari anche con un comportamento un po', come dire, strano, un po' stranito, e quindi segnalare subito se per caso vedete appunto questa persona in queste zone, oppure se magari ha preso un mezzo pubblico e
e si è allontanata. Sì. Quante persone stanno lavorando in questo momento? Allora, da ieri mattina erano qui presenti tutta l'unità dei Vigili del Fuoco di Treviso, comprese le unità sommozzatori, cani cinofili, l'elicottero, i droni, l'unità dei droni, c'è tutta la protezione civile, la Prealpi Soccorso Vittoriese, l'AVAB Vittoriese, insomma ieri c'erano qua circa un centinaio di persone che attualmente si sono un po' ridotte, però voglio dire tutte le componenti della protezione civile sono in campo. Bene, grazie Sindaco, io ti restituirei la linea per le conclusioni. Grazie Lucio Zanato per questa notizia che siamo riusciti a dare in diretta, quindi dell'incidente di ieri sul Fadalto. Si sarebbe costituito il pirata della strada, quindi è una buona notizia e vi terremo informati sullo stato di salute del ragazzo che è stato travolto dall'automobile. Per chiudere, Domenico Baldasso, le nuove tecnologie, il passaggio generazionale, il viaggio di Confartigianato nelle scuole. Possiamo immaginare che siano proprio le nuove tecnologie a poter far rinascere e attrarre anche i nuovi futuri artigiani per la passione che oggi i ragazzi hanno nei confronti proprio di queste tecnologie, visto che dal lavoro dobbiamo tornare a parlare di passione. Beh, come in tutte le cose anche Confartigianato evolve, quindi il concetto di artigiano passa anche, per esempio io rappresento la categoria ICT, quindi comunicazione e tecnologia, e quindi chi fa il nostro mestiere, perciò nello specifico hacking, tecnologia, implementiamo informatica all'interno delle realtà, è un mestiere artigiano, quindi un'accezione completamente diversa, al di là di quello che è il lavoro manuale, che ha un valore enorme e che non può essere scalfito ovviamente dalle nuove tecnologie. Le nuove tecnologie aiutano a trasmettere, trasferire e ad efficientare questo. Chi fa il nostro mestiere invece fa prettamente, diciamo, trasferisce tecnologia e quindi insomma è un mestiere molto attuale, molto affascinante e che è in continua evoluzione perché non c'è un giorno uguale all'altro. Immaginiamo tutto il tema della prototipazione, no? Ad esempio nel campo della moda, molto interessante, no? L'utilizzo delle nuove tecnologie ed un fronte assolutamente aperto. Grazie agli ospiti che ci hanno raggiunto in studio per chiudere questa prima edizione. Loris Bagliana, presidente di Confartigianato Imprese Treviso, marca trevigiana, grazie per essere con noi. Domenico Baldasso, anche a lei, a voi telespettatori per averci seguito anche in questa domenica. Dopo di noi una nuova puntata della sitcom Una buona giornata e poi a seguire il film Tra terra e cielo. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona domenica a tutti. Grazie.